Ancora poche ore e Massimo Annichiarico sarà ufficialmente il nuovo direttore generale della Sanità e del Sociale del Veneto. Il passaggio di testimone con l'uscente Luciano Flor, che ha ricoperto l'incarico durante i difficili anni del Covid, avviene a Palazzo Balbi, sede della presidenza della regione a Venezia. Rispetto agli anni della pandemia, ora tra le priorità ci sono le liste d'attesa. È molto una questione di organizzazione, naturalmente come dicevo anche prima non esistono ricette, sarebbe davvero presuntuoso poter dire che ho usato il verbo gestire e non risolvere non a caso, perché gestire è già molto, quindi riuscire a rientrare in parametri che sono quelli dettati dalle norme e che sono quelli dettati dalla reale esigenza dei cittadini. I professionisti fanno anche loro una grande parte in questo. Nato a Taranto nel 1958, residente a Bologna dove si è laureato col massimo dei voti e la lode, specializzato in medicina interna e in cardiologia, Anni Chiarico vanta un'importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nell'Emilia-Romagna. La sua ultima esperienza è stata alla guida della sanità regionale del Lazio. Il Veneto ha una sanità dal punto di vista dell'efficienza economica, oltre della sua qualità, in tutte e due, NSG, nuovo sistema di garanzia, e equilibrio economico che è al top in Italia. Il Lazio è una regione che con grande merito è riuscita a uscire in questi anni dal commissariamento, non ancora piano di rientro, e che è risalito alla china nel nuovo sistema di garanzia.